Sempre più in alto quindi. Ma gli avvertimenti alla prudenza di Bruno Giorgi, considerati persino eccessivi data la situazione, si dimostrano tutt'altro che balzani. Alla 27ª giornata all'Appiani è di scena la SPAL. E SPAL per il padovano vuol dire Galluzzo. Secondo minuto di gioco e 28 secondi qui all'Appiani, 0-0 tra Padova e SPAL, ma è il Padova che batte il suo primo calcio d'angolo. Vediamo che sull'area d'angolo c'è Ravotto che depone il pallone alla sinistra del campo. Si alzano le grida di incitamento dei tifosi biancoscudati mentre Antonio Ravotto va a prendere la rincorsa. Ecco che tutto è pronto, ma c'è un giocatore della SPAL che mette Ravotto in area di rigore. Ecco Pezzato manda il palo in vantaggio al secondo minuto di gioco. Siamo all'ingresso dell'area di rigore della SPAL, spostati sulla destra, e sarà quindi il Padova a battere questo calcio di punizione. Ecco che viene toccato il pallone per Cerilli, Cerilli lo mette in area di rigore, lo tocca di testa e rete! Pezzato! Splendido! Ottavo minuto di gioco, raddoppia ancora Franco Pezzato per il Padova con uno splendido colpo di testa. Così, con 2 reti, Giuseppe Galluzzo, calabrese di Siderno Marina, porta al pareggio la sua squadra e fa imbestialire per la seconda volta i tifosi padovani. Ma le pene purtroppo non sono finite qui. Si avvicina la 28ª giornata, che vedrà i biancoscudati impegnati a Trieste. I tifosi preparano una trasferta memorabile, seconda per affluenza solamente alla oramai storica partita di Verona. Sono più di 5.000 e lo stadio Grezar a Valmaura è tutto un brulichio di bandiere bianco-scudate. Vi è anche molta speranza, suffragata dal fatto che alla Triestina, quasi promossa con molto anticipo, può andare più che bene anche un pareggio. De Falco evidentemente non la pensa così e, mettendo a segno 2 reti, una delle quali su calcio di rigore, rimanda tutti a casa con le pive nel sacco, ma quel che è peggio, con Vicenza e Carrarese rilanciate e con un solo punto di svantaggio. Per fortuna arriva questa volta al momento opportuno la sosta. Il Padova vola in Calabria, dove a Cosenza disputerà il torneo anglo-italiano. Qui Bruno Giorgi dimostra tutto il suo valore di uomo e di tecnico. Parla con i giocatori, i quali dal canto loro si comportano da veri professionisti. Analizza i fatti e prepara le contromisure. A Cosenza il Padova gioca più che altro per onore di firma e con il pensiero rivolto alla ripresa del campionato. 29ª giornata, a 5 dalla fine, all'Appiani arriva il Trento. Conforto supera la metà campo, ancora Conforto converge verso il centro, poi dà in avanti per Pezzato, Pezzato scambia ancora con Cerilli, ancora Cerilli che cerca di avanzare verso l'area di rigore, mette in area di rigore, Bozzi è anticipato, il pallone è messo fuori ma è recuperato, ancora Conforto, il pallone per Bozzi ed è rete, il Padova è in vantaggio con rete, con Bozzi. Dopo aver battuto il Trento, viene l'aria sentore che qualche cosa di veramente bello stia per accadere. Ci risiamo però con la scaramanzia. Nessuno, da Pilotto al 18° giocatore, vuole incominciare a parlare di Serie B. Domenica andiamo a Mestre, dicono, e lì sarà veramente dura. 30ª giornata, si gioca Mestre-Padova. Cerilli che attaccato da Tergo stupisce fallo e l'arbitro Lucci comanda inesorabilmente il calcio di punizione che verrà battuto sulla 3/4 campo del Mestre e a batterlo sarà Fanesi. Ecco che Fanesi prende il pallone, lo mette sul punto dal quale doveva essere battuto il calcio di punizione, poi guarda il piazzamento dei compagni in area, prende una leggera rincorsa, parte in questo momento il tiro, Fanesi in area di rigore, pallone a filtrare, Cerilli, palla sul sinistro e Ravotto, tenta Ravotto, rimpallato, rete, ha fermato il Padova al 26esimo con Ravotto manda il Padova in vantaggio qui a Mestre, Padova 1, Mestre 0 a terra linea. I tifosi, protagonisti di una ennesima grandiosa spedizione,
pagano di persona la gioia della vittoria, vittime del vandalismo di pochi idioti. La giornata è stata veramente trionfale. Le altre non reggono il ritmo e la regolarità del Padova. La vittima più illustre è il Vicenza che, battuto in casa dalla Rondinella, dà un definitivo addio alle residue speranze di promozione. Il clima che attorni alla squadra è facilmente intuibile, tuttavia il saggio Giorgi, coadiuvato da Pirotto e dai giocatori, raccomanda la calma. Ecco, lo slogan bianco-scudato di questi tempi è proprio questo: calma e gesso. Tanto più che alla 31esima giornata arriva la Rondinella e non bisogna dimenticare quello che ha combinato la domenica prima a Vicenza. Porto dà per Fanesi, il quale avanza. Ecco Fanesi, palla al piede che sta per andare in attacco, scambia con Manzin. Siamo sulla tre quarti della Rondinella. Manzin sventaglia sulla sinistra per un inserimento di Donati, riceve Donati, controlla molto bene, va sul fondo, mette in area rigore, Bozzi di testa, rete! Siamo al 29esimo minuto di gioco e il Padova raddoppia con una splendida azione di Donati sulla sinistra e colpo di testa finale di Bozzi. Ecco che adesso è Conforto che manovra il pallone all'ingresso della propria area di rigore, poi fa un paio di pirouette su se stesso e lo dà indietro per Maiani, il quale lo calcia lungo. Pallone che sta per arrivare sul cerchio del centrocampo, non può intervenire Cavestro, all'indietro Ravot, ecco Ravot che conquista il pallone, ancora Ravot, sta per entrare in area, rete, Ravot 3-0, Ravot ha portato il Padova sul 3-0. Oramai è assodato, le altre non reggono il passo. In questa domenica cade in casa anche la Carrarese, messa sotto da un Brescia che, con l'organico che si ritrova e partito per ritornare prontamente fra i cadetti, a retrocedere in C2 non ci pensa proprio. La vittoria sulla Rondinella, tuttavia, costa molto caro al Padova. Perde definitivamente Cerilli, che così conclude il suo strepitoso campionato con 3 domeniche di anticipo. Cavestro subisce la stessa sorte, mentre Manzin e Salvatori se la cavano un po' meglio, ma non tanto da poter giocare la domenica successiva. A Brescia si consuma la terzultima giornata di campionato. 4 punti di vantaggio sono tanti, ma anche le preoccupazioni per questa non certo facile partita. Rientra dopo 5 mesi di assenza Fabrizio De Poli. Siamo giunti nel frattempo al 27esimo minuto di gioco nel corso della ripresa ed è sempre il Brescia in vantaggio per 1-0. Ecco che è Conforto che ripropone azione per il Padova, sta premendo il Padova praticamente dall'inizio della ripresa ed è Fanesi che dà il pallone sulla sinistra dove a riceverlo via Dare, ecco Dare che avanza, ancora Dare, scambia ancora con Fanesi, ecco Fanesi che viene attaccato da 2 giocatori, si libera di palla dandola per Dare, abilmente Dare vede libero Conforto in posizione di tiro, parte il tiro di Conforto, palla Il Padova a Brescia per qualche minuto ha quindi gustato il miele della Serie B. Lo abbiamo fatto apposta a pareggiare, dice Pirotto. Così la festa la facciamo alla Piani, assieme a tutti i nostri tifosi. Con tutta probabilità, per il buon presidente, questa frase è stato un modo come un altro per scaricare la tensione nervosa accumulata e non solo in questa ultima partita. Però il destino, che gran parte deve avere anche nel gioco del calcio, ha voluto proprio così. Da tempo gli innamorati di questa squadra sapevano della promozione. L'unico ostacolo ora è per gli scettici la matematica. Per la Serie B manca un punto e a darcelo dovrà essere proprio quel Parma che 4 mesi prima, con una poderosa spallata, aveva bruscamente rinchiuso in faccia ai biancoscudati il portone dorato della Serie B. Vi lascio immaginare che tipo di emozioni e di sensazioni sta per attraversare lo stadio Piani. Tutti aspettano il triplice fischio dell'arbitro, ci auguriamo che tutti seguano i consigli che sono stati dati prima della partita di non invadere il terreno di gioco, perché sarebbe bello poter festeggiare tutti assieme i giocatori del Padova. Ecco che si sta facendo melina sul cerchio del centrocampo. 44 minuti e 38 secondi, la partita è praticamente finita e il Padova è praticamente matematicamente in Serie B.
Io sto osservando la panchina del Padova, c'è il presidente Pilotto teso come un violino. Finito, siamo in Serie B ed ecco che la banda ha fatto il suo ingresso qui allo stadio Appiani. È difficile anche per me, e vi prego di scusarmi, mantenere la calma, la commozione mi sta prendendo la mano. Spero di riuscire ad arrivare alla fine perché avrei delle cose importanti da dire, soprattutto da ricordare. In questo momento di gioia per tutti, per una intera città che aspettava, ripeto, da 14 anni questo momento, vorremmo ricordare gli artefici di questa impresa che resterà certamente memorabile negli annali della società del Padova Calcio, ma anche nella memoria di tutti i veri sportivi, i veri tifosi. I portieri, vi do l'organico di questa formazione, di questa squadra che ha raggiunto la promozione in Serie B. I portieri Claudio Maiani, Roberto Renzi e Adriano Bardin, anche se quest'ultimo più che giocare si è occupato della preparazione, cosa assai importante, dei due titolari. I difensori Saverio Albi, Toni Favaro, Fabrizio Salvatori, Pasquale Fanesi, Cornelio Donati, Fulvio Fellet. I centrocampisti Emilio Darè, Franco Cerilli, Livio Manzin, Franco Conforto, Renato Meneghetti. Le punte Franco Pezzato, Antonio Ravot, Enzo Bozzi, Nicola Cavestro e Alberto Da Croce. L'allenatore signor Bruno Giorgi, il presidente Antonino Ivo Pilotto, il direttore sportivo Enrico Alberti, lo staff medico con i dottori Scutari e Rigo e il massaggiatore Rino Baron. Sono questi i principali protagonisti di questa meravigliosa avventura bianco-scudata conclusasi con la promozione in Serie B. A tutti questi si aggiungono i tantissimi migliaia, non sappiamo quanti sono, 26.000 erano questi di questo pomeriggio. Dicevo, i tifosi che hanno seguito instaccabilmente questa squadra, l'hanno seguita, hanno anche criticata, vorrei dire giustamente, fa parte del gioco, fa parte delle cose, bisogna accettare anche questo. Tutti lo hanno accettato, convinti come erano di poter raggiungere un obiettivo che mancava alla città di Padova da 14 anni. Il Padova è quindi in Serie B e mai, consentitemi di dire, ho fatto un annuncio che mi rende tanta e tanta gioia come in questo momento. Allora, presidente Pilotto, finalmente possiamo dire che siamo in Serie B. In 4 stagioni, 2 promozioni, una Coppa Italia. Dove vuole arrivare questo Padova? Ma diciamo tutto dipenderà dal prossimo futuro, intanto godiamoci questa vittoria che la dedico principalmente a mio papà che mi è morto in un campo di calcio e forse diciamo grosso merito di questa Serie B penso che sia suo. E lo dedico anche a tutti i nostri tifosi, a tutti quelli che hanno cercato di aiutarmi in momenti anche difficili e chiedo scusa a qualcuno se forse da parte mia non sono stato così diciamo semplice in certe circostanze, oserei dire, però io avevo solo un intento di portare questo Padova in Serie B dentro di me e fortunatamente ci siamo arrivati, dunque il merito va a tutti chi ha cercato di aiutare, dal Presidente ai collaboratori e a tutti chi è stato attorno alla società. Allora, Bruno Giorgi, che tipo di emozioni le ha dato questa rispetto alle altre e c'è una differenza e se c'è per quale motivo? Ma io credo che le difficoltà che può trovare un allenatore a Padova credo possono essere parecchie perché 14 anni di attesa creano umoralmente qualche cosa di ingolfato a livello del pubblico. È il pubblico che è sempre partecipe e lotta, però vuol vedere vincere, non ce la faceva più a stare in un ambito che non riteneva più suo. Quindi ecco, umoralmente io ho cercato di comprendere il problema per quello che era, cercare di staccare il discorso squadra nei momenti in cui abbiamo avuto delle défaillance, delle piccole difficoltà e credo che sia stata una componente tecnico-umana che abbia avuto un valore perché i nostri giovanotti sono stati talmente in gamba nel potersi isolare nel gruppo e poi dando testimonianza sul campo. Non sempre, è evidente che le difficoltà oggettive di questo campionato a volte ci hanno fatto pensare di non essere
prototipi di una grossa situazione, però è altrettanto vero che nella forza di un convincimento, di una grossa volontà, questa squadra credo abbia dato dei punti a tutti. Abbiamo tirato via squadre di tipo tecnico come Vicenza, come Spal, come Brescia, come Modena, e squadre di tipo fisico come Carrarese, come Rimini. Quindi vuol dire che l'equilibrio c'era e io sinceramente ci ho sempre creduto. E mi pare allora di capire, concludendo, che da un punto di vista di emozioni e soprattutto di soddisfazioni per il suo lavoro, queste di Padova si possono dire le maggiori che lei abbia conseguito fino a questo momento. Dico di sì, Padova mi ha dato oggi una grande soddisfazione, vedere un pubblico così, mi ricorda quando venni con il Modena dove c'erano 22.000 persone, e da lì ho detto guarda, è una cosa magnifica. Oggi ci si ritrova festanti, magari anche in numero superiore, con una promozione in tasca. È il massimo che un allenatore può ottenere e direi che sono estremamente felice per Padova Sportiva e anche una piccola rivalsa in confronto di un qualche cosa che è andato storto in passato. Allora, Franco Pezzato, 4 stagioni al Padova ed è sempre stato un uomo leader di questa squadra. Cosa si prova alla tenera età di 36 anni? Ma perché per un calciatore, per un impiegato 36 anni si è in piena gioventù, per un calciatore si comincia a parlare di prepensionamento. Per la verità di Franco Pezzato si parlava di prepensionamento già quando venne a Padova a 32 anni, invece si è dimostrato un leader di questa squadra ed è stato quello che ha siglato il gol della Serie B. Cosa si prova a 36 anni a portare in porto un'avventura come questa? Beh, prima di tutto ti ringrazio delle belle parole, perché effettivamente a questa età non ce ne sono tanti giocatori ancora, dei leader appunto come hai detto te. Io è chiaro sono stato un po' facilitato da una squadra direi seria, perché abbiamo fatto un campionato direi sempre in umiltà finché appunto oggi abbiamo assaporato questa Serie B. Appunto io ringrazio anche i miei compagni che mi hanno dato la possibilità di essere un leader, però nello stesso tempo penso che anche loro siano dei leader. Gian Adolfo Trivellato, capo dei servizi sportivi del Mattino di Padova. Che cosa vuol dire per la città di Padova questa promozione in Serie B e in questo momento e soprattutto in prospettiva futura, e qual è stata da un punto di vista tecnico la chiave che ha portato il Padova ad acquisire questa promozione? Direi che questa giornata, questo meraviglioso pomeriggio così ricco di sole e anche di passione popolare, è il coronamento di un lungo cammino che è incominciato 4 anni fa, anzi 5 anni fa, quando la squadra, la società, l'ambiente erano praticamente distrutti, venivano da una esperienza piuttosto grigia, eppure si è trovata la forza, si è trovata la maniera di cementare di nuovo gli entusiasmi, la voglia di credere nel calcio, di credere soprattutto nella bandiera del Padova. Sono stati 5 anni difficilissimi, pieni di ostacoli ma anche di delusioni. Non dimentichiamo lo spareggio di Verona, la partita con il Trento, non dimentichiamo tanti altri momenti difficili. Ebbene, oggi c'è il coronamento di questo sogno, c'è questo ritorno in Serie B dopo 14 anni di amarezza e di delusioni. È una maniera di riagganciare il presente al passato, un passato che è ricco di gloria, di tradizione e che oggi improvvisamente abbiamo tutti riscoperto. Non avevamo dimenticato, ma abbiamo riscoperto il gusto di quella antica tradizione. Quindi oggi si apre finalmente il capitolo che non è nuovo, è un capitolo che benissimo si adatta alla bandiera del Padova, alla sua tradizione. Dobbiamo cercare di non guastare questa festa e soprattutto di avviarci a un futuro che sia come una volta pieno di soddisfazione. Dal punto di vista tecnico, che cosa vuole dire questa vittoria? Beh, forse non è questo il momento migliore per parlare con accenti tattici e tecnici. Comunque vorrei dire che al di là delle qualità dei giocatori, al di là delle qualità strettamente tecniche di Giorgi e di tutto l'ambiente, ha vinto il cuore del Padova, ha vinto soprattutto questo grande equilibrio che giocatori, allenatori e dirigenti sono riusciti a cementare attorno alla squadra e insieme all'ambiente. Ha vinto il pubblico, ha vinto il grande carattere, torno a ripetere, il cuore del Padova. È con questo spirito che bisogna guardare al futuro per cercare, se possibile, di andare ancora avanti.
finalmente è Serie B. Ora se ne può parlare senza correre il rischio di vedersi esorcizzati. 14 anni dopo il Padova ritorna in alto, in un posto nei valori del calcio italiano che tutti dicono gli compete. Il 1983 è anche l'anno del genetriaco. Molto probabilmente, se non vi fosse stata questa meravigliosa avventura, nessuno se ne sarebbe ricordato. Così, invece, è proprio il caso di dire: la vita comincia a 70 anni. Auguri, caro vecchio Padova, e 100 di questi giorni. Per entrare in area, spostando sulla sinistra, ancora De Poli, tiro, rete, segnato De Poli, per Fanesi, Pennette, tiro, rete, ha segnato Pennette, De Bossi, tira, rete, un vantaggio. Ancora il Padova che batte un calcio d'angolo, ecco, conforto, che mette un pallone in centro, salta, rete, ha segnato Pezzato, con Fanesi che entra in area di rigore, tiro, e rete di Pezzato, sta per entrare in area Ravolto, mette in area di rigore, esce, il portiere palla, gol, ha segnato Donati. Tocco di testa, rete, non l'arbitro, rete sì, canestro! Ancora Pezzato, mette in area di rigore, ecco il pallone, rete! Manzini che prende una leggera rincorsa, tiro, rete! Per canestro di testa per Ravetto, tiro, lo mette in area di rigore, lo tocca di testa, e rete! Pezzato, che ha comparto il pallone per